Waiu. Ciao, benvenuti a bentornati sul canale Superalla. Noi siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi si va al compleanno di Andrea. Pesciolino. Waiu, me lo chiedete sempre, ma i video con Andrea, allora Waiu, io vi porto i video con Andrea, ma voi mi dovete spaccare questo video di like. Dobbiamo arrivare almeno a 5.000 mi piace. Vi porto un altro video con Andrea. E poi quando non ve li porto è perché ragazzi stiamo cucinando e stiamo preparando il compleanno di Andrea Lombardo. Quindi continuate ad iscrivervi al canale se volete altri contenuti del genere e non solo. Grazie mille ancora per i 100.000 iscritti. È un piccolo grande sogno, veramente un bel traguardo che mi avete regalato. Grazie ancora e spero che io invece riesca a regalarvi qualche sorriso. Speriamo stasera lo speriamo, che sicuramente sarà proprio che lì sarà proprio che mi fanno nitta capo. E scrivetemi qui sotto nei commenti auguri Andrea. Ora vado a prendere altri componenti del Napoli Creators e poi ci dirigiamo tutti da Andrea. Ma che poi pensandoci bene, cioè venuto compleanno era Andrea, io non faccio vlog. E io potevo mai non farvi il vlog della festa. E già! Ciao, finito il video. Auguri Andrea! Ma guarda Pierino, ma guarda! Quanti anni hai fatto? 30 anni! 30 anni! Ma ne ha fatta 23 anni! Ma lo frate pare, o frate e chi? Oh! Auguri! Ma a me? O a te? Stai zitto! Auguri! Guarda, verso l'urendo! Andrea, mi saluto! Auguri Andrea! Che taglio di capello! Hai visto? Andrea, ma parcheggiatore qua fuori. Non ci scemo tu! Ci scemo proprio! Ma com'è vicino padre di Fusco? Ma non sta Fusco? O compagni tu e poi non bene. Andrea, ma facci vedere questa location di questa tua festa, qual è? Oh! Grande Davide! Oh! E che cos'è? Questo è il letto dove Andrea consumerà. Oh! Non ci credo! Andrea, ma che letto è? Dici! Vai! Andrea! Sono un ragazzo fortunato! Oh! Andrea, ma la tua fidanzata non c'è? Come ci sta innamorata tu, Andrea? Oh! Andrea, hai visto? Abbiamo detto la tua fidanzata dove sta? Salutato! Lo siamo, ma... Mi ha tradito? Eh? Mi ha tradito? Andrea, l'hai tradito! Ma già mi regalo! Mani! Vai, vediamo che ti ha fatto! Bello! Andrea, hai visto? Bello. È il cornicello del Napoli! Ah, ma alla festa erano ammesse pure sta bandiglia! Scusami, marcato! Uno si atteggia che quanti foto c'hai? 80.000. 80.000, un altro si atteggia che tiene 40.000 e poi ne tengo 103. Quando è pavato? Quando è pavato? Sì. Ma noi sappiamo pacchetto, quando è brutto? Diciamo che i 40.000 suoi sono tutti segui anche tu miei. Che ne pensi? È su YouTube. Su YouTube. Un ezzo. Che ne pensi di tutto ciò? Beh, io ne tengo 3,60. Papà. Andrea! Dai che ci siamo quasi per Lombardo! Andrea Lombardo! Ma poi perché se ne va a India, non ci capi? Ale, onestamente, da buon nutrizionista, posso mangiare? Tutto quello che vuoi. Per me, onestamente, Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte al mondo e di tutti i tempi. Perché Sasi non ha visto Messi, forse. Allora, onestamente, cosa ne pensi? Ragazzi, se nella vita volete vincere, il marcatore non le gioca, le vince. Andrea, ancora deve venire il tuo orsetto, che ne pensi, Andrea? Andrea, sei triste? No. E senza il tuo orsetto, te qua? Cioè, stanno tutti invitati là? Tu stai qua perché vedi quando viene Andrea? Cioè, ti affacci come se fossi una Romea e una Giulietta? Andrea, ti siamo mancati? Sì, un poco. Ciao ragazzi. A few moments later. Andrea! Ma che scena è? Vai Andrea! Oh! Insegnato subito il letto più gamer a Capocchio. Ok. Andrea! Stiamo per iniziare il nostro party, il party per
prego, a breve entriamo dentro per dare il benvenuto ufficiale ad Andrea. Ci vediamo tra poco, tu lo sai come fa. Come fa? Ah, così fa. Che ne pensi, Jacopo? No, raga, per me ci può stare. Ieri ha cominciato la dieta, ma come l'hai cominciato? Ieri l'ha cominciato e oggi l'ha fernuto. E Corrado te adesso la sono solo di te. Ragazzi, a così fa la canzone. Oh. Mirko Bozio Mirko. Ma perché tieni un cappello compleanno tuo? Ma ne porta a me, io non sto a bascia. Lievito cappello. Uno! Ah, questo è il richiamo, diciamo, dei grandi. E si chiama E Corrado te adesso le mie labbra stanno. Signori, oggi nasce il letto Fuse Gamer. Buonasera, buonasera. Allora, abbiamo fatto questo letto in collaborazione con lo staff di Creazioni d'Arredo, con questi fantastici amici. È una forma di collaborazione per essere legati a loro a vita, perché loro sono la mia salvezza per questo ragazzone qui. Oggi è il suo compleanno e quindi abbiamo fatto questo letto per questa unione fantastica che ci abbiamo con i Fuse Gamer. Dove lo possiamo trovare, Massimo, questo letto? Da Creazioni d'Arredo a Viale Michelangelo 66 al Vomero. Con me è bello, sei in tuo. Ma ciao, mi Serio? Ciao, mi stare 24 ore H. Ah, sì. O prima sta facendo tu, sta facendo un selfie sicuro. Sì. Grazie. Grazie a te, Andre. Andre, perché il terzo non si scorda mai. Andre! Andre, ma che pubblicità fai a questo letto? Il sesso. Ah, ok, Andre. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi l'unico, l'inimitabile, l'inarrivabile, l'insuperabile, l'intramontabile. Con noi stasera al Clubhouse per festeggiare i suoi 23 anni. Stasera Allora, adesso facciamo la cosa più bella del mondo, andiamo a mangiare, andiamo a sederci tutti quanti alla mia sinistra. Buonasera a tutti, benvenuti al Clubhouse, un bel auguri Andrea, ci vediamo tra poco. Mamma mia, Andre! Allora, signori, questo è il tavolo degli umili, i più umili. Perfetto, rimangio tutto quello. Ma sei bello questo Apollo, sai? Ah! Oggi mi state vedendo poco in questo vlog, ma adesso devo mostrarvi una cosa. Sentiamo il tavolo delle monnezze di Napoli. Eccole. Allora, aspetta, in ordine, vero? Vai. Allora, primo posto, Sasiolino. Ok, eccolo. Secondo posto, Simone. Terzo Simone. posto, Ale Iannati. Ok. Quarto posto, Enzo Costa. Ultimo posto, il marcatore perché le fa. No. Non le gioca, non faccio. Vabbè. Mamma mia, voi sapete quanta monnezze sta parlando in camicia. Mamma mia. Prima il primo centro sportivo del Napoli greco. Ah, perché comunque a te piace fare... Sì. Perché cosa piace fare a te? Essere il primo in tutto. Sì. Ti mangio. Con Barrow. Siamo Davide Passione Cameriere. Allora, signori, qua si comincia un attimo a ragionare, a mangiare. Stiamo a dieta. Masticare. Auguri Andrea. Auguri a te! Diciamo bicchiere senza niente. Voglio spaccare tutto. Non vince capito. Andrea va di Finter, quindi? Chiamo Malca! Chiamo Malca! Napoli! E quindi Andrea! Attenzione un attimo. Ah, ok. Oh, Andrea! Giusto regalo di compleanno, Andrea. Facciamo stare sana giovane e stiamo passando tutte le cose. Mi fai male! Thank you.
Ti piace Gigi D'Alessio? No! Tu mi fai legare pure l'anima. Dove che manda vola. Vai Andrea! Ti amo e ti penso. Pasta e patana. Te la provo, no? Il chef Franco? No. Ah, ok. Andrea, una bella sorpresa per te, fidati. Andrea! Massimo! 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 Massimo deve giocare. Deve stare con noi. Obrigado! Ich am Kumkumse. Andrea brasiliano, Andrea! Vorrei fare un ringraziamento a tutti voi per essere venuti questa sera. Perché per me è stata una grande gioia fare questa serata con voi, perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di affetto e della vostra presenza, come dice Andrea. Grazie. Grazie per essere venuti. Un bacio a tutti. Dire qualcosa con Andrea? Grazie a tutti. Grazie a tutti quanti, un abbraccio a tutti. Bravo! Un abbraccio al mio Sterocco che sta guardando dall'alto. Grazie zio. Sterocco. Grazie, regalo per Andrea Lombardi. Vai! Vai Andrea! Andrea! Andrea, è tutto vero! È un regalo per te, Andrea! Allora, quest'anno vado in Vinerizz. Andrea Lombardo! La 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 la! Andrea, te l'abbiamo regalato compreso di pallone! Andrea non è finita, Andrea! Andrea! Il cappellino! Andrea! Andrea! Marado! Cazzo, io non un po' bene. Aspetta, il posto è Andrea, vado a No. È un capuccione, Andrea! Sei emozionante, va bene? Ma ce ne fu. poi è perfetto, Andrea. Vai, vai, chiuso, vai, chiuso. Ma ne libero, vai. Ma va a cagare, Allora, vorrei fare un discorso al mio fratello Andrea. Allora, noi ci conoscemmo nel lontano 2019-2020, adesso non ricordo con esattezza, al lungomare di Mercedina. Sì. Capace per favore. Metti. Stavamo io, mister e Mirko. Devo dire, la prima volta, sai, il solito fan, la solita persona che mi incontra, mi chiede la foto. Però sai, diciamo in fondo, in te ho visto un ragazzo speciale, perché Andrea è un ragazzo speciale.
E posso dire che Andrea incondizionatamente è un ragazzo che mi ha amato sempre. Mi ha amato sempre e so che in lui c'è una persona dentro il suo cuore che non mi può mai e poi mai tradire. E lo dico con ci sono state tante persone nella mia vita. Con te non si può fare. Ci sono state tante persone nella mia vita, però so che Andrea Lombardo non mi può mai tradire e per me veramente è come se fosse un fratello minore. Io ho insegnato tante cose, l'ho portato tante volte nella mia macchina, nella 500 che tu ami, giusto? Sì. Nella 500 che tante volte l'ho portato dal barbiere, tante volte l'ho portato alle Dell'Andia, alla Saraggione. E diciamo che sotto sotto per me è veramente un fratello. Non è facile sopportarlo, tra virgolette, è un piacere perché Andrea è un fratello, veramente col cuore. Io lo voglio bene, penso anche lui. Rimasto tutto quanto struzzo. No, no. Grazie a tutti, grazie a tutti. Allora ragazzi, io vi voglio dire che anche se voi magari voglio dire l'ultima cosa, in modo in modo naturale mi avete cambiato la vita, mi avete comunque fatto capire che comunque dentro di voi non c'è neanche un pizzico di malizia, ma c'è solamente del buono dentro di voi. Lo dico con un pizzico di emozione perché veramente vi voglio bene ad entrambi, farei di tutto per Andrea e lo voglio bene, ripeto, come se fosse un fratello. Parla lui. Allora Andrea, ripeti tutto il discorso di Fiusta. Voglio bene un fratello a tutti quanti. Bravo Andrea! Vabbè, posso chiudere Andrea? No, Okay. aspetta. Perfetto. Però emozioni forti ragazzi. No, però non ci Andrea, ci posso fare un attimo di ringraziamento? Grazie a tutti quanti per il compleanno mio. Un saluto a tutti quanti e vai ciao! Andrea, io ti volevo dire che Zitti! La mucchio! io ti volevo dire che Zitti! Andrea, solo noi abbiamo sentito. in un mondo pieno di falsi, Andrea Lombardo per me è un vero amico. Quindi come chiudi tu? E vai ciao!